soprattutto ai genitori, visto che l'argomento che tratteremo è particolare, attenzione, perché adesso, ecco qua, arriverà un messaggio per i genitori. Vai. Che poi non è un argomento particolare, i profilattici. Ti dicono che sono sicuri e soprattutto anonimi. Ora, sul sicuro, qualcuno di voi, andando verso Bologna, si sarà reso conto che poco prima di Bologna ci sono due ditte in un unico capannone. Una fa passeggini e una fa profilattici. E sono al 50% in società queste due ditte. Quindi come gli cala la vendita dei passeggini, il direttore dei passeggini tira su il telefono, chiama l'altro direttore e gli fa: pronto? Sì, qui siamo a un calo di vendite, non ti preoccupare, ci penso io. Spillo, datti una mossa, c'è uno, dice ma fino a un fondo risistema tutto. Ora voglio dire, sull'anonimo anche lì è un problema grosso, perché ti dicono voi dovete prendere, dovete comprare, giusto, li vendono anche al supermercato. Dove vai? Quando arrivi al supermercato ci sono degli scaffali, prima li mettevano rimpiattati, ora ci sono degli scaffali di 30 metri per 40 con tutti i tipi di profilattici, ci sono quelli stimolanti per lei con la carta a vetro giro giro, ritardanti per lui con gli spilli in fondo che quando uno sta tirando indietro, poi l'hanno fatti ritardanti, no, perché vanno dette le cose, giusto, no? Ci sono ritardanti per lui, stimolanti per lei, che funzionano solo se ti li metti da diritto. Io una volta l'ho messo da rovescio, la ragazza dice ma allora quando si comincia? No, io avrei già fatto, cioè, ci si vede domani, non c'è problema, cioè vi rendete conto? Poi l'hanno fatti anche colorati, hanno fatto anche quelli blu, che sono pericolosissimi, perché se si rompono nascono puffi, io lo so, nascono di lì, queste sono cose che vanno dette, non è possibile andare avanti così. L'hanno fatti anche, no, ormai ci siamo, parliamo, l'hanno fatti alla frutta, sì, alla pera, alla pesca, alla banana, no, quelli c'erano, comunque alla pesca, dice a cosa servono? A niente, però metti a uno gli piace la Macedonia, ci sta che qualcosa ambedda, e l'hanno fatti veramente in maniera impressionante in tutti i colori. Ora, se uno va al supermercato a comprarli, da dove li vendono fino alla cassa c'è la fila delle donnine del paese così, con le borse in mano. Dice a cosa servono le borse? Perché dopo mezza giornata cominciano a sbarellare qua e là, la fanno da contrappeso. Te come arrivi, ne stai per prendere uno e lei, che fai? No, niente, la davo... Guardi là, si girano tutte, ce n'è una, la più cattiva che rimane così. Come lo prendi? Chi è? È il figliolo di Maria! E quella in fondo, con chi sta? Con la figliola di Giovanna! Quella nel centro, te l'avevo detto, la figlia di Giovanna era una cinghiala e via! Cioè, non si può andare avanti così. Quando vai a pagarli, il vero problema è quando vai a pagarli, perché non puoi andare lì e prendere solo questo, no? Poi arrivi lì alla cassa e dici, vai, guarda, che poi... Allora vai, prendi un chilo di pane, un'anguria, un melone, un po' di frutta, poi arrivi lì alla cassa, metti tutto e questi li metti per ultimo, non ti ho fatto vedere. La cassiera che è lì che batte, a macchina, questo 1.500, questo 2.000, questo 3.000, questo 4.000, questi non c'è mai il prezzo sopra. Mai. E lì ti può anche andare e ti fai, no guardi io non ce l'ho messo io. C'è quello di prima aveva 90 anni. E gli servono da bretelle, vedrai, perché io non ce l'ho messi. E addirittura ora, il problema, per non fartene accorgere, addirittura, ora hanno messo, siccome dice il prezzo, poi se non mancava sempre, hanno messo quell'affarino a raggi infrarossi, ce lo passi sopra, questa arriva lì, luci da tutte le parti, complimenti, lei è il milionesimo cliente che acquista un profilattico e tutti, beccato, che poi fermi, li vendono anche in farmacia. Ora io in farmacia, fin da quando ero bambino, ci andavo a comprare gli zigulì. So, anche voi, no? Sicuramente tutti gli zigulì. Ora, un mio amico, si chiama Giacomo, è molto timido, è entrato in farmacia e anche lui veniva con me a prendere gli zigulì, è entrato e ha fatto, buonasera, farmacista, buonasera. C'era la gente, una scatolina di quelli, farmacista, di? Una scatolina di? Via, farmacista, una scatolina di quelli, e quelli dietro, di cosa? Dai, te lo dico, un attimo per piacere. Perché quelli dietro sono insistenti, quelli dietro, cosa? No, volevo
una scatolina di farmacista D. Una a scelta, ce n'è 50 tipi, una me ne basta una e quelli dietro. Quali? Calmi perché se avete fretta andava avanti. No, allora con calma. Una scatolina di D, via una D, ma mi dia gli ziguli. Ora questo ragazzo ha durato anni e anni a fare questa storia. Sempre gli ziguli. C'ha 6 figlioli, però dolci.